Allora, mister, una sconfitta oggi con il Napoli, sicuramente cosa hai visto che non andava? Perché nel primo tempo hai cercato di far sì che la squadra fosse corta negli spazi, stretta, però il Napoli poi comunque ha trovato il gol. Vabbè, il Napoli è secondo me di una categoria superiore, primo, e quindi non sempre la corsa basta a sopperire l'abilità delle altre, bisogna riconoscere anche il merito del Napoli che gioca un buon calcio e ha tanta qualità secondo me, e noi abbiamo cercato di metterci del nostro, cioè aggressività, cercando di ridurre appunto gli spazi, e per buona parte della partita ce l'abbiamo anche fatta. Poi ci siamo complicati un po' la vita da sole, come facciamo ormai di solito. Ci facciamo quasi i passaggi gol alle avversarie un po'. No, mi dispiace perché la prestazione è stata buona, l'atteggiamento è stato buono, e siamo anche a recriminare, al di là del fatto che, appunto, ripeto che il Napoli è stato superiore sicuramente, però siamo qua a recriminare che se avessimo fatto l'1-1 forse la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, invece poi è venuto il 2-0, sono venuti 2 infortuni, quindi si è concluso tutto nel peggiore dei modi. Proprio lì volevo arrivare sulla quella occasionissima all'inizio del secondo tempo di Zuliani che ha sparato alle stelle. Sì, è stata un'occasione grossa e lì potevamo pareggiare la partita e poi pensare a portare a casa qualcosa di positivo, però insomma gli errori ci stanno e bisogna accettarli, e purtroppo poi ne abbiamo commesso un altro e abbiamo preso il 2-0 che ha chiuso la partita. Ecco, con questa oggi si conclude il girone d'andata, mister, un primo bilancio su questo Vittorio Veneto? Il bilancio di questa andata è una partenza troppo no, per fortuna che abbiamo fatto quella partenza lì, perché adesso quei punti ci fanno molto comodo, e poi abbiamo rallentato sia perché secondo me le avversarie si sono un po' assestate, poi perché abbiamo perso per un po' di tempo qualche elemento che per noi è fondamentale, non avendo una rosa così ampia ci sono venuti meno degli elementi che insomma abbiamo fatto fatica a sostituire, e per cui insomma abbiamo calato molto di intensità, molto di ritmo, e quello l'abbiamo pagato con i risultati che adesso dobbiamo svoltare, nel senso che dobbiamo ricompattarci e pensare che le prossime partite devono portarci qualche punto in chiave salvezza, appunto. Siamo con mister Marino. Allora mister, innanzitutto complimenti al Napoli, perché come diceva il nostro mister Bortoluzzi, di categoria superiore. Ringrazio, noi diciamo che siamo molto contenti e sono molto contento di questi complimenti. Il problema e la cosa bella del calcio è che tutto va dimostrato in quel rettangolo verde, quindi magari quando c'è un'aspettativa c'è ancora più la voglia e l'ansia di dimostrare. Noi ogni domenica ci scontriamo con questo, con delle forti aspettative su di noi. La squadra è giovane, però sono contento che le ragazze nonostante questo hanno personalità e hanno determinazione, ma soprattutto hanno voglia di dimostrare il loro valore. Si è concluso il girone d'andata, un primo bilancio sul tuo Napoli, mister, cosa ci puoi dire? Il bilancio è stato un bilancio positivo, logicamente. Qualcosina da rivedere perché abbiamo sbagliato qualche partita, qualche gestione di qualche partita dovuta all'inesperienza, dovuta al fatto che comunque sia un gruppo importante ma è un gruppo molto giovane, quindi questa è una categoria dove non puoi mollare nulla, è una categoria dove dal primo al 90° devi combattere su tutti i palloni e quando c'è bisogno devi anche essere pratico, quindi noi abbiamo pagato un po' per l'esteticità del nostro calcio. Sembra che questi 2 brutti arresti ci hanno dato quella consapevolezza, ma soprattutto quella maturità di gestire determinati momenti della gara.
Vedendo la partita di oggi, mister, ti aspettavi un attimo questo Vittorio Veneto così chiuso nel primo tempo? Comunque il Napoli ha trovato il gol. Sì, noi ci aspettavamo una partita così, l'abbiamo preparata in questo modo, sapevamo che il Vittorio Veneto è una squadra ben disposta in campo, che mantiene bene determinate situazioni anche tattiche, quindi abbiamo cercato con un po' di movimento e con il lavoro degli interni di creare un pochino di scompiglio. Ci siamo riusciti, abbiamo creato delle palle gol che non sono state finalizzate, però in linea di massima volevo complimentarmi anche io, perché veramente oggi abbiamo fatto fatica a gestire, ma soprattutto a mantenere il campo. È un rischio ad inizio secondo tempo, dove il nostro Giuliani ha sparato alto. Sì, anche quella era una situazione che c'è stata. Sul 2-0 purtroppo abbiamo abbassato un attimino. Era ancora 1-0. All'1-0 abbiamo abbassato un attimino la concentrazione. Proprio a inizio secondo tempo, sì. Abbiamo abbassato la concentrazione. Nonostante le mie indicazioni su un cambio schieramento e modulo, purtroppo le ragazze si sono trovate in quel momento un pochino spiazzate, e quindi una seconda palla gestita male ha creato un'occasione che poteva essere letale, perché poi lì sull'1-1 cambia totalmente la partita. Quindi diciamo che un po' di fortuna oggi ci è tornata indietro e va benissimo, i campionati si vincono anche così. Allora Monica, una partita sicuramente difficile contro il Napoli oggi, peccato perché il Vittorio Veneto poteva anche pareggiarla ad inizio secondo tempo. Cosa ne pensi? Sì, abbiamo incontrato una bella squadra che giocava a palla a terra, non aveva paura di attaccare. Noi non ci siamo fatti sorprendere, perché comunque l'avevamo preparata in settimana. È emerso il loro gioco, il loro potenziale. Secondo tempo abbiamo avuto un'occasione, potevamo dare di nuovo un senso anche a questa partita, però non è stato così e loro hanno approfittato, hanno fatto 2-0 e niente, abbiamo una prossima partita domenica e ci rifaremo lì. Ci sono stati 2 infortuni un po' gravi, magari quello più grave è quello di Mancuso. Sì, speriamo non sia niente di grave, ha preso un sacco di paura, speriamo sia solo così. Zucchi è una bella botta, però meno grave, diciamo. Prossima domenica c'è il Cittadella, inizia il girone di ritorno. Cosa ne pensi di un primo bilancio magari del girone d'andata? Il girone d'andata è sempre più difficile perché non si conosce le squadre e quindi abbiamo avuto anche maggiore paura anche di giocarla e al ritorno mostreremo il nostro gioco ancora di più. Siamo con Flavia Devoto, finalmente sei tornata in campo. Flavia, lo aspettavi da tanto? Certo, sono contentissima di essere tornata in una partita per noi importante contro il Napoli. È andata come è andata, però sono contenta della mia prestazione. Ecco, proprio su quello volevamo rimanere, perché stare ferma da tanto tempo sicuramente non ti ha giovato, e aver ritrovato il campo è stato positivo, insomma. Sì, inizialmente ero un po' fuori luogo, però piano piano ho ripreso bene. Vedendo la partita, peccato solo non aver sfruttato quella palla gol ad inizio secondo tempo. Certo, abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo, soprattutto nel secondo tempo, che dobbiamo sfruttare meglio, dobbiamo migliorare soprattutto sulla fase di attacco. E chissà che con il tuo inserimento magari si riesca a trovare quei gol che mancano un po', e i punti soprattutto, la vittoria che manca da novembre. Lo spero per me e lo spero per la squadra intera e la società.